fianco a fianco fino a questo momento, percorsi opposti per Trem e Palermo. Oggi si sfidano per la gara valevole la 21esima giornata del campionato di futsal Serie C1. Il Trem con l'imbeccata di Cottone per Calvaruso, ancora a cercare il Runfolo con la punta in mesi. Calvaruso, palo esterno pieno, Rosa da ultimo uomo. Che rischio però ambo le parti. Poi Bonanno, l'altro lato si gira, Virruso, che intervento dalla Rosa, scivolata di Miranda rischiosissima. O forse fallo di mano di Bonanno, non è d'accordo il direttore di gara. Bonanno triangola con Miranda, dentro e la sblocca il Palermo con Davì. 1-0 per il rosanero, ma guardate la panchina del Trem imbufalita. Ora il 13 gioca adesso dal suo capitano Runfolo, prova a girarsi con la punta in mesi, è uscito bene, è intuito prima le intenzioni di Runfolo, poi Davì stava per fare un gran gol anticipando l'uscita di Virruso. Miranda sul pallone, carica il 3, forte rasoterra, Virruso risponde col gambone, poi la Rosa con una gran giocata riparte, scivolata di Miranda sul pallone, Calvaruso bene ad allargare, Runfolo con spazio, prende il centro del campo, gioca Calvaruso, deviazione di Miranda. Laterale, gioca la Rosa da Cottone, si accentra il 13, dentro Calvaruso, si gira! Il giocatore in maglia 7 la pareggia, Calvaruso 1-1. Poi gioca centrale, Runfolo, cercata la sponda, non c'è nulla, non c'è fallo da parte di Romano, recupera Cottone, c'era Runfolo tutto solo a porta vuota. Stava sicuramente facendo un bel match sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo. Poi scivola la Rosa, riparte Musso che fa il doppio passo, Musso! Sotto le gambe di Virruso, ancora una volta avanti il rosanero. Russo cerca di allungare la squadra, Russo con tranquillità gioca all'indietro, Russo con spazio, pensa alla concussione, va dentro, Musso allarga la lettone Virruso e ancora Murato, ma ha alzato la saracinesca il Palermo davanti al suo portiere. Lucchese ancora dentro, sempre in mesi, però sempre attento. Poi Musso sposta sul Cottone che è già ammonito, e sesto fallo, tiro libero. Virruso ha già fatto qualche passo in avanti, fischio all'arbitro. Musso rincorsa sinistro, ancora Virruso, sulla ribattuta, è il più veloce di tutti, il più lesto di tutti, e poi solita esultanza alla Gyökeres, è 3-1 Palermo. Di questo 3-1 Cottone suola, finta di calciare, mandato al Barrusso, ancora Cottone dentro, ricotta col sinistro, in qualche modo in mesi è rientrato intanto Bonanno al posto di Russo. Gabriele Bonanno è passato, Bonanno dentro, appena entrato Gabriele Bonanno offre un cioccolatino facile per Mineo. 4-1 Palermo. E Cottone, la Rosa sfida Miranda, gioco di gambe, ancora la Rosa, appoggiare Calvaruso, spazio, non calcia col destro, adesso sì, palo pieno, anche sfortunato il Trem. Davì, tanto spazio, c'è addirittura una casacca dentro il campo, adesso viene recuperata con Davì che intanto calcia e Virruso che risponde. Si vede, forse sono un po' sulle gambe, non sono riusciti ad abbattere il muro rosanero. Ci prova adesso la Rosa con la risposta ancora una volta di pala, e Cottone gioca, si addormenta ancora una volta l'uno contro uno con Russo. Il rimpallo favorisce la Rosa che punta Mineo, passa la Rosa, pala, ancora pala a rispondere. 19 il numero 10 che però non è arrivato. Ricotta, sposta, destro, che bordata del 27, ha spaccato la traversa, piccolo parapiglia
tra Russo e Calvaruso. Si gioca però, si continua a giocare con Musso che ha trovato la sponda di Madonia, e mentre Russo e Calvaruso litigavano si prende la scena Musso che fa il 5-1. Non gioca, la tocca dietro, calcia Marretta e 6-1 Vinnone per Romano, per Capitan Marretta. 6-1 è finita qui, è finita qui. Runfolo adesso però lascia il pallone lì, applausi tra i giocatori in campo che aspettano soltanto la fine della partita. Un applauso molto sportivo. Adesso arriva il suono della sirena batosta del Palermo sul 3M che dà una grandissima botta al campionato, all'Athletic Club e alla squadra nero-verde